Buongiorno, bentornati con Focus TG. Ci occuperemo del caso Formaggio. Oggi in Consiglio regionale dovrebbe svolgersi l'ufficio di presidenza per valutare quello che è successo dopo le accuse di molestie da parte della consigliera leghista Milena Cecchetto. Ma partiamo dall'immigrazione, partiamo da un importante Consiglio dei Ministri che oggi si svolge a Cutro, là dove c'è stato il naufragio con più di 70 vittime. Vediamo il titolo di Repubblica, oggi il Consiglio dei Ministri, scritte contro il Ministro degli Interni Piantedosi. C'è alle viste un decreto flussi triennale per portare migranti regolari in Italia, pare 100.000 che possano lavorare nelle imprese del nostro paese, e intanto pene severissime per i trafficanti di uomini, 30 anni nel caso in cui ci siano stati naufragi con più morti. Intanto la Germania si è detta pronta a redistribuire i superstiti. È gravissima la situazione a Lampedusa, dove ci sono stati sbarchi a raffica, davvero una serie infinita di sbarchi con più di 1000 persone che sono arrivate sull'isola. Il centro di accoglienza dei profughi di Lampedusa è al collasso. Tutti questi profughi poi in qualche modo saranno trasferiti in altre regioni italiane e ovviamente ci si attende un'ondata di arrivi anche in Veneto nelle prossime settimane. Ma intanto il Consiglio dei Ministri si sta svolgendo proprio in Calabria e vedremo poi quali saranno gli altri particolari di questa giornata. Veniamo al caso delle presunte molestie di Joe Formaggio nei confronti della consigliera della Lega Milena Cecchetto. Tutto sarebbe avvenuto, è avvenuto, i fatti sono avvenuti all'interno del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Vediamo il primo servizio, prima di sentire cosa ha detto ieri sera a Focus il responsabile, il coordinatore di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, Luca De Carlo, che è anche parlamentare e sindaco di Calalzo. Sentiamo, riepiloghiamo il caso Formaggio e vediamo cosa è successo. Vediamo in questo servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Un caos mediatico stamattina, tutti i giornali, cioè un casino. Ieri sera usciamo dal Consiglio, siamo lì nell'atrio, lei è seduta sul bracciolo di un divano, io arrivo lì per chiacchierare, la spingo per la spalla, lei si siede sul divano, io mi siedo nel bracciolo, cominciamo a chiacchierare anche con altre persone, del più, del meno, insomma battute, eccetera, come facciamo di solito, e poi ci siamo salutati e tutto tranquillissimo, ciao, eccetera, e dopo mi sveglio stamattina con questo casino. Veramente non capisco cosa sia successo. Joe Formaggio non capisce cosa sia successo. Ripercorre quegli attimi trascorsi nell'atrio di Palazzo Ferrofini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale Veneto. È lì che Milena Cecchetto si sarebbe sentita molestata. Lei, consigliera della Lega, lui di Fratelli d'Italia, entrambi vicentini ed ex sindaci, lui di Albettone, lei di Montecchio Maggiore. Si conoscono da 14 anni, ma questa volta qualcosa nel rapporto tra i due si spacca. Di molestia si può parlare perché comunque lui ha dichiarato di avermi spinto sul divanetto, quindi non è un toccare una spalla o comunque un gesto, voglio dire, non controllato. Mi ha spinto sul divanetto e quel bacio che lui dice di avermi dato sulla guancia per andare via non era proprio così ricambiato e così affettuoso come lui vuol far credere. Molestie? Ma stiamo scherzando? Battute, eccetera, come al solito. Ci siamo salutati, ci siamo baciati, però non capisco veramente cosa sia successo. Nel senso, io non ho fatto nulla.
La vicenda esplode proprio nel giorno della festa della donna. Gio Formaggio, da prassi politica, valuta di autosospendersi da Fratelli d'Italia. Intanto il presidente del Consiglio regionale convoca l'ufficio di presidenza che esaminerà la vicenda. Insomma, scatta un'indagine interna e la stessa Milena Cecchetto non esclude di intraprendere altre iniziative. Io valuto eventuali iniziative per tutelare la mia persona e la mia immagine. C'è da dire una cosa, sono rimasta spiazzata io che ho un carattere comunque strutturato e forte. Per la prima volta capisco perché per le donne è così difficile denunciare, e oggi mi rendo conto della paura di intraprendere determinati percorsi. Ho provato a contattare Milena adesso con tutto sto casino, magari mi risponderà domani, dopodomani, perché veramente voglio parlargli, non so se ho urtato la sua sensibilità con qualche battuta, gli chiederò anche scusa, ma non veramente. Non vedo l'ora di vederla a quattro occhi, parlarci, perché non ho nulla da nascondere, nel senso è un'amica. È una grandissima amica, abbiamo fatto cene, abbiamo fatto campagne elettorali, abbiamo fatto di tutto assieme. Sono 14 anni che io con Milena lavoro in politica. Cioè, sembra un incubo. E mi tormentava da anni il titolo del Gazzettino Oggi, un'intervista a Milena Cecchetto che rincara la dose, una vicenda che è finita su tutti i giornali, anche sulle cronache nazionali, oggi sulla prima pagina del Corriere in un pezzo di Massimo Gramellini intitolato Il mistero Gio Formaggio. E ieri sera Focus, in anteprima, in esclusiva, la notizia della sospensione di Formaggio dal partito e da tutti gli incarichi che ci ha dato l'onorevole Luca De Carlo. Risentiamo il suo intervento. Questa mattina, dopo che ci siamo sentiti, ci siamo confrontati anche con i vertici dell'organizzazione nazionale, quindi abbiamo ritenuto che, viste le accuse anche abbastanza gravi, insomma, che ormai erano su tutti i giornali, quella fosse nell'interesse di tutti, anche di Gio stesso, insomma anche di Milena, che io conosco tra l'altro per essere stata sindaco con me, insomma siamo stati colleghi, quindi ho un ottimo rapporto anche con Milena, e va la mia vicinanza totale, insomma quella mia, di tutto il mio partito, tutta la mia, della comunità politica che io rappresento, così va la mia vicinanza anche alla famiglia di Gio, perché insomma cerchiamo credo che immaginiamo come possa sentirsi la moglie Silvia o i figli rispetto a questo tema, che ha necessità di avere chiarezza subito, per cui noi abbiamo sospeso, ho dovuto fare io tra l'altro, che sono anche amico personale, non me ne nascondo, di Gio Formaggio. Insomma, io in questi anni ho difeso e preso le parti di tutto il partito, sempre e comunque, indipendentemente dalle simpatie e dalle antipatie. A volte anche ho difeso persone che magari anche all'interno del mio partito stesso, magari io non sono particolarmente simpatico, ma l'ho sempre fatto perché credo che il mio partito vada tutelato, perché vada tutelato il grande lavoro che Giorgia e i suoi territori stiamo svolgendo tutti, e che quindi non sia nemmeno pensabile che, se fosse confermato un comportamento di questo tipo, possa essere compatibile con i valori di questo partito. Per cui ho provveduto immediatamente, sentito Gio, a notificargli la sospensione da qualsiasi ruolo di partito, e quindi dal coordinamento provinciale di Vicenza e contestualmente anche dal coordinamento regionale del Veneto, e proprio in attesa di evoluzioni ho dato alla Commissione di garanzia l'onere di approfondire la questione, poi di valutare anche quindi la verità, con la V maiuscola, di quello che sia realmente accaduto, anche perché anche leggendo il giornale ci sono un po' di visioni contraddittorie, ma io non voglio neanche entrare su questo. Cioè tutti abbiamo la grandissima necessità di sapere cosa è avvenuto, di fare un approfondimento serio e poi eventualmente di valutare anche altre prese di posizione. Io credo che tutti, a cominciare da questo studio, conosciamo benissimo Gio, e lo apprezziamo per la grandissima generosità, per la sua capacità e umanità che ha sempre dimostrato nei confronti di tutti,
Per questo per me è ancora più difficile, ve lo lascio immaginare, proprio per il rapporto che abbiamo e anche per il fatto che io comunque di qualsiasi cosa accada nella mia regione con il ruolo che ho mi sento fortemente responsabile di tutto ciò che accade. Quindi io credo che sia importante trovare la verità e poi anche nell'interesse poi di tutti riuscire ad essere quanto più giusti possibile nella valutazione di un tema come questo, perché Gio Formaggio è mio amico, ma dovrà aver modo di spiegare le sue ragioni, se ne ha, e se giustamente la sua versione, così come farà Milena, cui ripeto a me va la vicinanza umana, perché guardate, al netto del fatto che ci possa essere stata da parte di tutti un'esagerazione, un'interpretazione o quant'altro, io non entro neanche in tutto questo. Io penso che comunque Vada Milena sia una vittima di tutto ciò, perché comunque che sia stato esagerato quello che ha fatto Gio o meno, se lei l'ha percepito come esagerato ed eccessivo, sta male comunque, e quindi credo che vada rispettata soprattutto e anche soprattutto per questo. Si insinuerà quasi certamente che qualcuno ha scritto sei caduto in una trappola, insomma, che questo potrebbe essere un pretesto per attaccare un partito che in Veneto ha ottenuto alle ultime elezioni un grande risultato, no? Ai danni della stessa Lega. Cioè ci può essere un interesse di un partito per indebolire un altro partito che in questo momento sta prevalendo? No, direttore, io ho troppa fiducia nel genere umano per pensare che qualcuno possa arrivare a una cosa così abominevole. Sì. Quindi non credo. Credo che quindi questa questione, che è una questione veramente delicata, sia una questione che vada trattata per quello che è, per la gravità delle accuse mosse, ma anche per la delicatezza dei contenuti. Elena Donazzani, che abbiamo intervistato, è stata molto categorica, ha detto se dovessero essere provate, ammesso che possano essere provate, e ha specificato se le accuse contro Gio Formaggio di molestie, certamente in quel caso il partito dovrebbe fare a meno di lui, no? Secondo lei potrebbe essere un epilogo, ovviamente il peggiore degli epiloghi di questa vicenda? Può capitare, diciamo, in caso che le accuse siano comprovate, la Meloni rinuncerebbe a un suo consigliere regionale qui in Veneto? Ma guardi, io credo che lo scenario sia totalmente aperto e quindi che possa esserci qualsiasi fine. Io mi auguro che il tutto si rientri, che venga magari in qualche maniera considerato una tracotante, esagerata, tipica, tra l'altro, atteggiamento di Gio, e che alla fine magari si possano contenere relativamente i danni, insomma, per quanto ormai questa storia sia una storiaccia e quindi i danni ci siano. Dopodiché noi, valutate quelle che saranno oggettivamente le responsabilità, dovremo valutare, lo farà il Consiglio di garanzia, dovrà valutare qualsiasi sia qualsiasi anche ipotesi che vanno dalla più leggera alla più pesante. E questo era l'onorevole De Carlo ieri sera a Focus. Intanto oggi Milena Cecchetto ha aggiunto: avevo paura a parlarne, ma adesso è diventata una situazione intollerabile. Andiamo subito all'Arcella a Padova da Anna De Roberto, poi ritorneremo con la vicenda delle presunte molestie. Ieri un appartamento in fiamme, a te la linea, Anna. Sì, buongiorno direttore, siamo qui con un ospite, lui è Clarence, alle nostre spalle c'è proprio la palazzina che ieri ha preso fuoco probabilmente a causa di una fuga di gas, ma poi verremo anche alla questione delle cause. Clarence è una delle persone che questa notte è rimasta fuori, come tutti gli altri occupanti della palazzina, che è stata dichiarata inagibile, quindi nessuno ha potuto dormirvi stanotte. Prima c'erano gli agenti del commissariato Stanga che, come appunto potete vedere, hanno interdetto il passaggio, quindi non si può entrare nemmeno per prendere gli effetti
personali. Clarence ha 3 figli, ieri ha vissuto questo dramma. Esattamente cosa ti ricordi? Perché c'è un particolare, direttore. Clarence ha un figlio che stava tornando a casa da scuola ed è entrato proprio mentre, diciamo, c'è stata l'esplosione. E lui mi ha detto quando entrano e lui ha sentito tanto quello rumore grande, quella botta. Sì, dopo lui lo so, noi dentro casa. Lui è entrato fino che scala, lui è entrato fino che è nostro vicino casa, però lui dopo visto non vede niente perché è pieno di fumo e niente vedi. Dopo lui è tornato indietro, è andato fuori. Però noi è stato a casa fino che finisce questo vigili, quando finisce questa roba. Quindi voi siete rimasti diverso tempo, tu raccontavi prima, hai aperto la porta, era tutto buio, pieno di fumo, si respirava, voi siete stati portati in ospedale insieme alla famiglia? Sì, io ho 2 figli piccoli, uno 9 e uno 7 anni, loro ho portato pediatrico, sì, noi abbiamo portato altro pronto soccorso Sant'Antonio, dopo loro ho controllato tutto, dopo ho detto tutto a posto. Tutto a posto. Allora, sono 9 le persone che sono finite in ospedale, 2 gli anziani intossicati e sono gli anziani che vivono appunto in questa palazzina, questa qui, che sostanzialmente si trova al primo piano, da cui sarebbe partita questa fuga di gas. Clarence invece abita nel piano, l'ultimo piano, quindi diciamo il quarto con il sottotetto, e appunto ci raccontavi che è tutto bruciato. Il soffitto della tua abitazione. Sì, io ho andato a vedere, però quello di sotto mio casa terzo piano dove ho fatto i fuochi è tutto tetto e tutto rovinato e mi è stato detto minimo 15-20 giorni deve stare fuori. Ecco, quindi questa notte loro l'hanno passata da amici, ma come potete immaginare tutte queste famiglie dovranno stare fuori dalle loro abitazioni per almeno 15 giorni. Oggi qui nel pomeriggio è prevista una riunione con l'amministratore di condominio e Clarence in qualche modo faceva anche un appello perché non possono restare dagli amici 15 giorni, tu non sai dove andare a dormire. Sì, io ho ancora pensato a questo. Quindi chiedi aiuto al comune? Sì, meglio, perché anche io voglio anche ringraziare perché io quando era la nostra vita è tanto pericolo, è arrivato polizia, anche vigili, ho fatto un bel lavoro perché subito farò tutto quanto, per quello io voglio anche ringraziare loro. Adesso voglio trovare un posto per dormire. C'erano gli agenti del commissariato Stanga, i vigili del fuoco e se sei d'accordo direttore io vi farei vedere il servizio realizzato da Francesco Rattai che ieri era qui e è riuscito anche a raccogliere proprio delle voci dai residenti della palazzina che erano appena stati evacuati. Un'esplosione, poi l'incendio. Fiamme all'Arcella ieri pomeriggio verso le 17 in un palazzo di via Borrelli all'angolo con via Cardinal Callegari. 2 gli anziani intossicati, 1 con una leggera ustione ricoverati all'ospedale. 7 le persone portate al pronto soccorso che fortunatamente non destano preoccupazione. C'è stata una forte esplosione con un successivo incendio che ha interessato la palazzina, in particolare un appartamento al terzo piano. Da qui si è sviluppato un fumo enorme dove all'interno ci stavano ancora delle famiglie sia al quarto piano, 5 persone al quarto piano, altre 2 persone sono state evacuate, in totale abbiamo estratto 9 persone di cui sono state ospedalizzate. Sul posto i vigili del fuoco con 3 autopompe, 2 articolati, 22 operatori che hanno evacuato lo stabile e domato le fiamme. Ancora in corso le indagini per capire le cause dell'esplosione. Non si esclude la fuga di gas, mentre l'ipotesi di una bombola circolata nei primi minuti è stata esclusa. Per la tipologia dell'evento è andata bene, è andata molto bene perché non abbiamo avuto danni a persone in maniera importante. L'evento ha interessato in maniera importante una parte della struttura, tanto che stiamo facendo le verifiche per verificare quali possono essere sia le cause dell'evento e la parte più importante sulle parte di struttura, il ripristino di funzionalità degli impianti. Molte le famiglie e gli inquilini che non hanno potuto tornare nei loro appartamenti per la notte. Hanno fatto uscire tutti, adesso vediamo se ci fanno prendere delle cose essenziali, ma non credo ci faranno rientrare per stanotte.
Appunto, come avete sentito, è andata proprio così, nessuno ha potuto rientrare questa notte e appunto i tempi si stanno decisamente allungando per tutte queste famiglie. Sono 12 gli appartamenti, giusto? Confermi, Clarence? Sono appunto 12 appartamenti, quindi diverse persone dovranno trovare una sistemazione. L'ultima cosa che vi possiamo dire è che appunto rimane l'ipotesi accreditata, quella della fuga di gas. Ci sono delle indagini che sono ancora in corso e sulle quali c'è il massimo riservo, quindi non vi possiamo dare anticipazioni. Io da Padova restituisco la linea. Grazie Anna. 12 appartamenti, ecco, lo precisiamo perché nel titolo c'era un appartamento, 2 intossicati, insomma 9 feriti, quindi un bilancio era proprio, forse erano le notizie, le prime notizie, quelle di solo 2 intossicati. Restiamo sul versante degli incidenti, andiamo sul versante degli incidenti stradali, una senza fine purtroppo quello che sta accadendo sulle nostre strade. Ieri uno schianto mortale a Quinto Vicentino, un pedone è stato travolto e ucciso da un furgone. Vediamo. Incidente mortale a Quinto Vicentino, in via Quintarello, al villaggio Montegrappa, dove un uomo che percorreva la strada a piedi è stato travolto da un furgone condotto da un vicentino che stava rientrando a casa dal lavoro. Lo schianto è avvenuto attorno alle 19:30 in un tratto particolarmente buio. Secondo le prime testimonianze, infatti, l'uomo a bordo del mezzo si sarebbe giustificato affermando di non aver visto il pedone proprio a causa della scarsa visibilità e di essersi però fermato subito dopo aver sentito l'urto. L'identità della vittima è ancora in corso di accertamento, in quanto non sono stati trovati documenti, ma solo un telefonino attraverso il quale si sta cercando di risalire la sua identità. Sul posto i soccorritori del SUEM, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, e poi i carabinieri di Thiene per i rilievi dell'incidente. Servizio di Federico Fusetti, c'è sconcerto, sgomento per il permesso premio concesso all'assassino di Jole Tassitani, Michele Fusaro, reo confesso, è stato quindi scarcerato. Per la famiglia l'ennesimo dolore. Siamo indignati. Luisa Tassitani, sorella di Jole sequestrata e uccisa nel 2007 dal falegname bassanese Michele Fusaro, commenta con queste parole il primo permesso premio concesso e già usufruito dall'autore di quell'atroce delitto. Me lo aspettavo a breve un primo permesso premio, prosegue Luisa, ma non credo nella rieducazione e nei premi per chi ha commesso un omicidio volontario di questa portata. Condannato a 30 anni di reclusione, nessuna collaborazione con la giustizia, nessun nome dei complici di cui era palese l'esistenza, Fusaro ha potuto lasciare per la prima volta la cella e trascorrere qualche ora a casa con i familiari. Un provvedimento una tantum, vista la buona condotta del detenuto che l'avvocato Roberto Quintavalle, legale all'epoca dei fatti della famiglia del notaio Luigi Tassitani, commenta così. Sembra una battuta, esce dal carcere, così va bene. No, non esiste. Una notizia ridicola, continua l'avvocato, che non fa, aggiunge, onore alla giustizia. Io avrei capito se il suo legale, non lui, avesse chiesto, che ne so, i domiciliari o qualcosa d'altro, ma che lui si prenda un permesso premio perché è stato un bravo ragazzo in carcere, mi ripeto, non esiste proprio, insomma. Fusaro, oggi 56enne, terminerà di scontare la sua pena nel 2037. Sapere che per lui, anche se per 10 ore, è stato possibile ritornare alla vita di sempre è l'ennesimo colpo per una famiglia provata da un dolore indicibile e che meno di 2 mesi fa ha dovuto dire addio anche alla mamma di Jole, la signora Marisa. Una vicenda che scuote l'intera comunità di Castelfranco Veneto. È stato un delitto efferato e mi sembra non vi sia mai stata una sorta di pentimento. È difficile accettare che la giustizia consenta questo tipo di percorso, è difficile accettarlo per i familiari, è difficile accettarlo per la cittadinanza, è un tema sul quale in qualche modo dovrebbe interrogarsi chi legifera e chi fa le leggi rispetto a delitti, mi ripeto, così atroci, così efferati. L'autopsia ha confermato che il nordafricano trovato morto nella Bacchiglione a Padova è stato accoltellato più volte e poi gettato in acqua.
20 coltellate all'addome, alla schiena, al collo, una profonda ferita al cranio. Non c'era acqua nei polmoni, segno che quando è stato gettato nel fiume era già morto. È questo quanto è emerso dall'autopsia sul corpo del 39enne tunisino ritrovato cadavere domenica mattina lungo le sponde del Bacchiglione in zona brusegana a Padova. Lo straniero, la cui identità non è ancora stata divulgata, è stato massacrato forse da più persone visto l'accanimento sul suo corpo. Secondo gli investigatori della squadra mobile potrebbe trattarsi di un delitto maturato nell'ambiente della droga, un regolamento di conti tra spacciatori che scelgono quella zona di argine per i loro traffici illeciti. Nelle tasche dello straniero sono stati ritrovati 150 euro. I suoi assassini, dopo averlo aggredito, l'hanno gettato nel fiume con l'intento di far sparire definitivamente il corpo. Spaccate a Mestre ai danni di negozi, di esercizi vari, ma anche furti in chiesa. Sentiamo cosa ci dice in diretta da Mestre Anna Maria Parisi. A Mestre Don Marco Scaggiante ha fatto arrestare ieri pomeriggio il ladro che da tempo si era accanito nei confronti delle offerte che i fedeli facevano e fanno per i poveri e per le candele, insomma per chiedere la grazia e delle benedizioni. Con me proprio Don Marco Scaggiante, lei Don è parroco sia della chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes in via Piave che della chiesa Santa Rita da Cascia, laterale di via Milanese in via Bellini, dove ieri ha fatto arrestare il ladro. Lei si era appostato proprio per cercare di evitare nuovi furti, nuovi saccheggi nei confronti delle sue chiese e dei suoi parrocchiani. Sì. Come è avvenuto il fatto? Niente, allora intanto diciamo che è da circa un mese che si sono ripetuti frequentemente degli episodi di furto, il più grosso di 1.600 euro a danno della parrocchia da parte di un extracomunitario che si è introdotto nella sacrestia. Poi successivamente abbiamo installato un sistema di sorveglianza e ho individuato questa persona che passava ogni settimana, anche 2 volte alla settimana, e perciò alla fine, un po' stanco di questa continua sua presenza, concordando con i carabinieri la possibilità di fermarlo, mi sono appostato ieri pomeriggio intorno alle 16:30 fuori dalla chiesa e dopo averlo osservato attraverso la telecamera introdursi nella chiesa, ho seguito tutti i suoi movimenti, ho allertato la centrale operativa dei carabinieri al 112 e grazie al loro pronto intervento sono riusciti a coglierlo in flagrante sul fatto e perciò è stato portato poi successivamente alla caserma dei carabinieri per fare da parte mia ha fatto la denuncia, ho fatto la querela, la denuncia alla pubblica autorità e per poi lasciare appunto il decorso adesso a chi ha il dovere di giudicare queste situazioni. Ovviamente, ecco, Don Marco, sì, scusi se la interrompo. Cosa ha detto il ladro quando è stato colto sul fatto e quando ha visto arrivare i carabinieri? Sì, niente, è stato sorpreso dalla situazione, ovviamente inaspettata, però non ha detto praticamente niente, ha soltanto negato di essere stato lui a fare questi furti, ma ben presto i carabinieri, perquisendolo, hanno ritrovato anche la modalità con cui agiva in chiesa, quindi con un metro, con dello scotch, si intrufolava dentro la feritoia della cassetta e riusciva a trattenere, diciamo così, alcuni spiccioli, perché poi alla fine non è che ci siano tanti soldi ovviamente nelle cassettine, è soltanto il ripetersi di questi eventi che certamente lascia sempre con l'amaro in bocca, anche perché quando vengono, molte persone vengono, un po' di soldi li diamo sempre. Ecco Don Marco, sorprende innanzitutto l'età di questo ladro che, ripetiamo, lei è riuscito a catturare, a far arrestare grazie alle telecamere, perché lei ha voluto che venissero installate le telecamere. Ce n'è una in particolare a Santa Rita che riprende a 360 tutta la chiesa al suo interno. E dicevo, sorprende l'età di questo ladro, una persona di nazionalità croata, da quanto si è capito, corretto, e è anche ben vestito, è un senza fissa dimora. Sì, un senza fissa dimora,
conosciuto già le forze dell'ordine, da quanto sono riuscito a capire, e che si aggirava probabilmente non soltanto in questa chiesa, ma probabilmente anche in altre chiese. L'età di questo ma intorno, penso, sui 65 anni, quindi una persona non più giovane, quindi sorprende anche un po' il fatto che anche dopo una certa età non si perda, come dire, il vizio, ma si continui a fare, insomma, quello che non si deve. Ecco, Don Marco, prima di chiudere questo collegamento, magari lei da prete avrà anche chiesto se ha bisogno di aiuto a questa persona. Ma diciamo che non era una persona che intanto non conoscevo, ma normalmente in questa zona passano tante persone di tutti i tipi, certamente si recano sia anche alle nostre mense della città, ma sì. Perché un conto è fornire aiuto, fornire la propria assistenza, non soltanto morale ma anche concretamente, dice lei, da parroco, però un conto è venire a rubare. Certo, appunto non va mai bene, insomma, questo tipo di azioni che poi lasciano, insomma, interdetti un po', anche perché comunque cosa raccolgono? Sono più i danni o qualche spicciolo. In conclusione, adesso Don Marco, lei cosa pensa di chiudere la chiesa al pomeriggio, di lasciare ancora le porte aperte? Ma la decisione adesso la affiderò un po' anche al Consiglio pastorale, le persone che collaborano con me, per capire se poi avrà senso ancora tenere la chiesa aperta, quando normalmente molti fedeli non vanno neanche più in chiesa. Vuoi anche perché la zona... La chiude, insomma, no, chiude le porte. Non sono per chiudere, anche la chiesa qui Santa Maria di Lourdes la teniamo aperta il più possibile, nonostante tutte le situazioni che anche sappiamo in via Piave qui ogni giorno si vedono, si sentono. Insomma, Valuteremo insieme, sì, mi riservo la valutazione. E da Mestre con il parroco Eroe è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Anna Maria Parisi. Vediamo un'altra notizia di cui si sta parlando molto oggi, e cioè l'apertura di un centro regionale per il cambio del sesso, una scelta di civiltà, ha detto il presidente Luca Zaia, dopo la delibera che ha praticamente fatto varare. Ovviamente non è ancora in attività, ma è una struttura ospedaliera pubblica che servirà a coloro che per questioni di gender hanno intenzione appunto di cambiare sesso, polemiche anche all'interno del Consiglio regionale su questo, perché non tutti sono d'accordo, insomma una vicenda che seguiremo. Ma torniamo alla vicenda delle presunte molestie di Joe Formaggio. Siamo andati a Bassano del Grappa a sentire il parere dei cittadini. Ha raccolto queste dichiarazioni Alex Giuliano. Colpevole o innocente? O meglio, innocente fino a prova contraria, in attesa che si faccia chiarezza sul caso Joe Formaggio, Milena Cecchetto. Noi siamo venuti a Bassano per sentire il Tribunale dei cittadini. Cosa ne pensa la gente su questa faccenda? Bisogna distinguere molestia e molestia. Anche una mosca è molesta se ti viene sulle mani e ti dà fastidio. Una spintarella su una spalla da un uomo, magari Joe Formaggio non è certo Robert Redford, fosse stato un altro più belloccio, penso che avrebbe accettato anche una carezza in più. Comunque le mani un uomo deve tenerseli in tasca. Io la penso che non sia stato un gesto corretto nei confronti della persona che ha avuto questo riscontro, però poi... Ma è giusto parlare di molestie per questo caso? Sì, io direi di sì. In questo caso direi proprio di sì. Queste sono molestie? Come si permette uno toccarti? Molestie appunto. Dipende anche da dove ha messo la spinta, da dove è arrivata. Secondo me sì. Come giudica il fatto? Brutale, però siamo ormai abituati, fanno troppe cose, anche i politici, non è che sono... Poi io sono contro i politici, sinceramente. Esagerazione. Certe volte provare a appoggiare una mano è solo un senso di appartenenza di società. Nella società siamo tutti quanti persone che si rispettano, no? Ma
no, non bisogna esagerare, certe volte si vede il male dove non c'è. Finché non si saprà la verità è molto difficile dire questo. Molestie, loro sanno quello che hanno fatto e sicuramente la verità salterà fuori. E anzi è un gesto affettuoso, poi ogni persona interpreta in base al suo modo di pensare, di vivere. Si può parlare di molestia? Secondo me Gio Formaggio è pro esuberante per conto suo, quindi penso, non credo, però sai, non sta a me giudicare, insomma. Ecco. E i pareri dei cittadini bassanesi intervistati da Alex Giuliano sono un cardine dei telegiornali locali, le interviste ai cittadini, no? Perché a volte sono anche dichiarazioni così sopra o sotto le righe. Gio Formaggio non è Robert Redford, per dire, no? Sono battute che la gente fa, che noi raccogliamo e che ovviamente arricchiscono nel bene e nel male quelli che sono i contenuti della nostra informazione, no? La Vox Populi. Allora sentiamo non la Vox Populi in questo caso, ma la maggioranza in Consiglio regionale, durissimi commenti, soprattutto da parte di Alberto Villanova, che è presidente dell'intergruppo Lega Lista Zai. Ci sono due versioni contrastanti di due colleghi consiglieri. Io ho formulato immediatamente ieri, quando sono stato convocato ufficialmente, formulato comunque le scuse per qualsiasi situazione possa essere in qualche modo creatasi in quel momento dove io non ero presente. È prudente Enoch Soranzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ma l'accusa di molestie mossa al suo compagno di partito Gio Formaggio dalla consigliera leghista Milena Cecchetto è diventata un caso nazionale. Pur col beneficio del dubbio, Elena Donazzan, unico assessore della giunta Zaia di Fratelli d'Italia, è più diretta. Una donna si sente offesa, a questa donna va dato il massimo della vicinanza e del rispetto. Dall'altra parte io mi auguro che si possano veramente chiarire, che insomma, voglio sperare in una incomprensione. Certo che se uso il condizionale perché è d'obbligo, se queste molestie fossero dimostrate, confermate, sarebbe incompatibile la sua presenza con un partito come Fratelli d'Italia. La Lega intanto è all'attacco. In una nota congiunta le esponenti leghiste del Consiglio regionale hanno stigmatizzato quanto accaduto ieri a Palazzo Ferrofini, raccogliendo immediatamente il sostegno del capogruppo della lista Zaia Alberto Villanova. Su queste cose non si può sorvolare, anche perché noi dobbiamo essere un esempio per tutta la regione che ci guarda, quindi questi fatti non sono tollerabili. Ha fatto bene Milena a parlare, ha fatto bene e deve avere tutto il sostegno, come dice prima, la difesa del suo gruppo. Sulla stessa linea anche il capogruppo della Lega Giuseppe Pan, che ritiene la vicenda ancora più grave per essere accaduta in una sede istituzionale. Formaggio dice che è caduto dalle nuvole. Sentendo la Milena non mi sembra sia così. Questo sinceramente con dei fatti del genere io voglio assolutamente credere a Milena e su questo non ci sono dubbi. E ha avuto modo di parlare anche con la segreteria regionale o addirittura nazionale di una vicenda che oramai ha superato i confini del Veneto e che riattira dentro il partito? No, il partito è molto serio, ha dei punti fermi e spetterà loro adesso esprimersi. Il Presidente Roberto Ciambetti ha convocato l'ufficio di presidenza oggi in Consiglio regionale per valutare, ricostruire quello che è accaduto. Vediamo intanto, sentiamo anche le voci della minoranza in Consiglio regionale. Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto, vittima di un episodio che sarebbe di gravità assoluta, e condanniamo con fermezza il comportamento del consigliere Formaggio, che apparirebbe autore di molestie gravi nei confronti della collega. L'opposizione risponde compatta di fronte ad una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno sul Consiglio regionale del Veneto. Sono cose che non possiamo accettare come cittadini in primo luogo, tantomeno come rappresentanti delle istituzioni. Quello che noi faremo nei prossimi giorni sarà chiedere veramente attenzione nel linguaggio, nei comportamenti, perché nessuno possa sentirsi offeso. Credo che la consigliera Milena sia assolutamente una persona corretta, una donna, si diceva una volta, dalla schiena dritta, e quindi vuol dire che ha
subito un qualcosa che andava ben oltre quelli che sono degli atti di normalità. I consiglieri regionali di opposizione attendono le dovute verifiche e le eventuali conseguenti azioni sanzionatorie per vicende che sostengono andrebbero anche a danno della credibilità e della dignità del Consiglio regionale del Veneto. È chiaro che le affermazioni della collega, qualora dovessero risultare così per come sono state fatte, è un caso di un'estrema gravità. Dovremmo mettere in campo tutte quelle azioni previste da statuti e regolamenti per vedere come si può al massimo censurare questo comportamento. In quanto vicepresidente del Consiglio regionale, la consigliera PD Francesca De Zottis fa parte dell'ufficio di presidenza che analizzerà il caso. Con lei il presidente Roberto Ciambetti, l'altro vicepresidente, il leghista Nicola Finco, Erika Baldin dei 5 Stelle e Alessandra Sponda di Zaia Presidente. È previsto che si ascoltino anche le 2 persone interessate. Questo, cosa succederà lo decidiamo domani, insomma sarà, ripeto, per correttezza istituzionale, visto che stiamo parlando anche di istituzione, è giusto che sia il presidente poi a comunicare quelle che saranno le scelte che faremo. Ieri una scena da Far West a Lonigo, nel Vicentino, una sparatoria con un ferito grave, gravissimo. Sentiamo le ultime notizie da Federico Fusetti. Sì, buongiorno da Lonigo, dove è ancora caccia all'uomo, e non solo qui ma in tutta la provincia di Vicenza e anche nel Veronese, dopo quello che è accaduto ieri. Una scena da Far West, stando alle prime testimonianze, nella zona di Madonna di Lonigo, dove sembra che 2 famiglie di nomadi si siano affrontate e sia davvero scoppiata una rissa molto violenta, addirittura poi è apparsa anche una pistola e c'è un ferito per un colpo d'arma da fuoco, oltre ad altri 2 feriti per i colpi ricevuti durante questa rissa. Pare che le motivazioni siano da ricercare nel fatto che c'è la fiera di marzo in questi giorni a Lonigo e ci sono delle attrazioni, delle cosiddette giostre, e che proprio per questo motivo ci siano stati dei dissapori tra queste famiglie. Dicevo, è caccia all'uomo perché chi ha sparato è poi fuggito e non è ancora stato rintracciato. Dicevo di 3 feriti, 1 colpito alla schiena dal colpo di pistola, altri 2 invece feriti perché sono spuntati anche bastoni e mazze di ferro. Questa è la ricostruzione durante la rissa. Cosa è successo oggi? Oggi in prefettura a Vicenza c'è stato il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, prefetto, questore, è stato convocato anche il sindaco di Lonigo e cosa è stato deciso? Che per i prossimi 3 fine settimana, quelli della fiera di marzo, le attrazioni non potranno esserci in tutto il comune di Lonigo, quindi diciamo che questo è il provvedimento forte che è stato adottato. Si attende l'ufficialità, una delibera che vieta in pratica alle attrazioni di rimanere nel comune di Lonigo per i prossimi 3 fine settimana, che sono quelli che coincidono con la fiera di marzo. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri e ovviamente l'obiettivo è quello di rintracciare la persona che ha sparato. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie molte a Federico Fusetti. Ieri è stata una giornata di dolore ad Anguillara Veneta per 2 funerali, quello di Valerio Buoso, che era finito nel canale Gorzone con la sua auto, e quello di Domenico Zorzino, l'agente di polizia che aveva tentato di salvarlo. Riepiloghiamo questa giornata nel servizio di Valentina Visentin. Onori ai caduti della Polizia di Stato! Il silenzio della solennità si mischia al dolore. Il picchetto d'onore ha accompagnato l'ultimo viaggio di Domenico Zorzino in una giornata di lutto per 2 famiglie e un intero paese, quello di Anguillara Veneta. Da una tragedia immensa come quella del fiume Gorzone, dove hanno perso la vita Valerio Buoso e il poliziotto Domenico Zorzino, ne è scaturito un messaggio di bene e di grande senso di comunità, come è stato ribadito dall'omelia del vescovo Cipolla durante i funerali solenni del poliziotto eroe. Ieri ad Anguillara, per onorare il sacrificio dell'assistente capo Zorzino, sono arrivati il ministro dell'Interno Piantedosi, il capo della polizia Giannini. Commovente l'abbraccio del prefetto e del questore di Padova alla famiglia del poliziotto durante la camera ardente allestita nella palestra comunale. In un paese annichilito dal dolore sono risuonate dagli altoparlanti della chiesa le parole del figlio di Domenico Zorzino, che ha salutato per l'ultima volta il suo papà. E tra me e te non servivano parole, bastava uno sguardo.
Papà, io non so se sarò in grado di essere la stessa colonna portante che eri te, ma ti prometto che ce la metterò tutta per sorreggere la nostra famiglia, come hai sempre fatto te. Sarai il mio angelo, papà. Dovrai lavorare anche da lassù. Dovrai vegliare su di me e sulla mamma, come hai sempre fatto. Ti voglio tanto bene e te ne vorrò per sempre. Ciao grande uomo. E il tuo Putin, Tommaso. E poi un messaggio del fratello di Domenico, un invito a tutti a godere dei momenti in famiglia. Su di lui potevi sempre contare. Era il fratello maggiore. Il mio punto di riferimento. Non serve che vi racconti ancora di lui. Sono state dette bellissime parole, ma vorrei poter lasciare un messaggio a tutti noi. Mettete da parte l'orgoglio e chiarite con le persone a voi care. Se ci sono stati motivi di allontanamento, o ricordatevi di festeggiare con loro la bellezza del vostro rapporto, perché non sappiamo fino a quando avremo questa possibilità. Oggi lo saluti, lo vedi andare in passeggiata con i cani e poi tutto finisce in un dannato canale. Mi mancherai come l'aria, amico. In una giornata di dolore è il senso di famiglia che emerge con potenza durante i funerali delle due vittime del Gorzone, come hanno voluto sottolineare anche i figli di Valerio Buoso, ringraziando ancora una volta per il suo sacrificio compiuto Domenico Zorzino. Una famiglia che ti abbraccia sempre e non ti lascia mai, proprio come il poliziotto ha fatto con Valerio negli ultimi istanti delle loro vite. E lo strazio dei familiari anche dopo l'incidente di Gorgo al Monticano, dove sono morte due ragazze di 17 e di 19 anni, Barbara ed Eralda. I loro fidanzati sono ancora in condizioni gravi in ospedale. Sentiamo cosa ha detto a Christian Arboit la signora Gabriella, mamma di Barbara. Chiedo a chi voleva bene a mia figlia di stare vicino non solo a noi, ma a tutti i ragazzi coinvolti e ai loro genitori. Questa tragedia ha distrutto non 2 ma 8 famiglie. Con lei ho perso tutto. A parlare, affidando il suo pensiero a una notte, Gabriella, la mamma di Barbara Brotto, la 17enne morta sabato notte a Gorgo al Monticano, accanto all'amica Eralda Spaillari, 19 anni, nella BMW che si è schiantata contro un platano in via Sant'Antonino. Mamma Gabriella, chiusa nel suo dolore nell'abitazione di Rustigné, rivolge un pensiero a Daniele e Michele, ancora ricoverati in gravi condizioni a Treviso e Venezia. Prego perché il bilancio di questo dramma non diventi ancora più pesante, scrive la donna, che sembra voler alleggerire la pressione sui genitori del giovane 19enne alla guida, quando dice che tutte le auto possono raggiungere velocità elevate, ma nel male la BMW quantomeno è una macchina più solida. Se ci fosse stata un'utilitaria al suo posto a quest'ora, con ogni probabilità staremo piangendo non 2 ma 4 vittime. Parole che ora hanno un peso specifico, visto che c'è un'indagine aperta non solo nei confronti del 19enne attualmente in ospedale, ma anche dell'amico 18enne di Annone Veneto alla guida della Polo, su cui viaggiavano altri 3 passeggeri, che sarebbe entrato in collisione con la BMW forse nel corso di un sorpasso per gioco. Ancora tutto da chiarire, così come l'allontanamento che ne è seguito. Di questo mamma Gabriella non fa cenno nel suo scritto. Anche i parenti più stretti che la stanno assistendo non aggiungono nulla. In questo momento la signora non se la sente di parlare, quindi siete pregati di andare, grazie. E voi come familiare non volete? Non abbiamo voglia di lasciare dichiarazioni, tanto sono già state scritte. Familiari che in mattinata hanno incontrato Monsignor Pierpaolo Bazzicchetto, parroco del Duomo di Oderzo. La famiglia Brotto avrebbe espresso la volontà di un saluto in forma congiunta con Eralda una volta arrivato il nulla osta. Ho espresso la vicinanza di tutte le nostre comunità cristiane, della comunità qui di Oderzo. Io ho preso la notizia mentre ero in pellegrinaggio in Terra Santa, abbiamo ricordato molto nella preghiera sia Barbara che Eralda, i loro genitori, i loro familiari, anche i 2 giovani che stanno lottando in ospedale. È una grande tragedia che ci tocca a tutti da vicino. Giustizia, perdono, silenzio, i termini che ricorrono in questi giorni di dolore e di domande. Il perdono va sempre messo in campo e va sempre messo davanti, assieme però a quella che è una giustizia, a quella che è una rettitudine da avere e da proporre ai giovani, alla responsabilità che ognuno ha di fronte alle scelte che compie. Come ultimo gesto di generosità, Barbara ha donato gli organi. 2 splendide ragazze che
erano piene di vita, che tutti ricordano con grande affetto, che hanno perso la vita nello schianto contro quel platano. A Ponte di Piave ha riaperto la pizzeria dove lavorava una delle due vittime, Eralda, la titolare Elisabetta è ancora sconvolta, dice: per noi era come una figlia. Qua siamo come una famiglia, nel senso siamo tutti, mio marito, mio figlio, mia nipote, poi c'era lei, era come una figlia. Non è semplice, era una brava ragazza, lei era molto disponibile, volenterosa, responsabile anche, perché non posso dire diversamente. Una ragazza come tante, con tanti sogni, con una vista del suo futuro meravigliosa, una ragazza che faceva tanti sacrifici per arrivare a riuscire a realizzare quello che voleva, e è stata strappata via dalla vita troppo presto. Aveva solo 19 anni Eralda, ma già le idee chiare. Il suo sogno era quello di diventare estetista. Per questo da 3 anni lavorava in questa pizzeria di Ponte di Piave, riaperta nelle scorse ore dopo 3 giorni di lutto. Un riavvio difficile per la titolare Elisabetta e tutto lo staff. Nessuno qui ha voglia di entrare nella dinamica dell'incidente. Solo loro sanno cosa è successo. Spero che il suo fidanzato si salvi e stia bene, che ci possa lui raccontare come siano andati i fatti. Non so dirle altro, io non voglio neanche giudicare, non voglio neanche fare io un'idea, dire cosa penso io, perché non sarebbe giusto anche nei confronti delle famiglie, sarebbe come alimentare questo fuoco. Per la signora Elisabetta e per chi conosce la famiglia di Eralda è solo il momento del dolore, ma anche del sostegno a chi resta. Io ho preso la notizia più o meno alle 9:30 della mattina e automaticamente abbiamo chiuso subito il locale e siamo andati a trovare i genitori. Non so neanche io il perché, nel senso che volevi essere da sostegno, ma non avevo neanche il coraggio di guardarli in faccia, erano dilaniati dal dolore, sono dilaniati dal dolore. Lei li sta sentendo tutti i giorni? Sì, sono stata là anche ieri sera, sì, siamo visti anche ieri sera e sono scene orribili, non riesci a guardarli negli occhi, hanno la morte negli occhi davvero. Servizio di Christian Arboit. Adesso andiamo in diretta a Treviso dove c'è Lina Paronetto sull'emergenza abitativa. A te Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo negli uffici del Sunia, il sindacato che si occupa delle tematiche relative agli inquilini, con Deborah Marcon, buongiorno, che da pochi mesi è la nuova segretaria provinciale di Treviso del Sunia, perché come dicevi bene, emergenza casa che colpisce purtroppo anche il territorio, non solo il capoluogo ma anche la provincia e che sta peggiorando purtroppo di mese in mese, non si va in miglioramento, vero Deborah? Sì, infatti la situazione è sempre più grave, adesso coinvolge fasce sempre più ampie di persone, anche semplicemente perché si è ricevuta una disdetta, persone che fino all'altro giorno avevano comunque buoni stipendi e non avevano mai avuto il pensiero di non potersi pagare l'affitto, adesso si trovano a dover accettare affitti molto alti che difficilmente riusciranno a sostenere. Inoltre anche proprio la necessità di cercare appartamenti nuovi costringe le persone in alcuni casi a accettare condizioni che non sono nemmeno regolari, con manutenzioni oppure spese di condominio così alte che magari vanno a decuplicarsi rispetto anche all'affitto chiesto. Perché purtroppo, direttore, in una realtà comunque ricca come la Marca trevigiana, l'emergenza casa sta diventando davvero un problema tangibile. Coinvolge, diceva prima Deborah, fasce di popolazione, l'abbiamo sentito, anche soggetti che erano impensabili, no? Fino a un paio d'anni fa, prima di questa crisi. Sì, infatti un problema fondamentale è anche proprio il trovare una casa, nonostante i dati che sono appena usciti dall'Istat che dicono che nella Marca, ma in realtà in quasi tutta la regione, ci sono tantissime migliaia di case non occupate, sfitte e quindi potenzialmente a disposizione per essere occupate. La realtà è che la persona che va a cercare effettivamente una nuova locazione non trova nulla e quando la trova è
o quella classica situazione per cui uno deve dire di sì immediatamente, oppure c'è già qualcun altro che può prendere la casa, oppure con prezzi talmente alti che non sono alla portata dello stipendio medio delle persone. Tra l'altro sappiamo che una volta era un tema che riguardava gli stranieri, diciamo questo, adesso riguarda anche gli italiani e riguarda anche famiglie con bambini purtroppo, quindi non si trovano case, quindi il fronte è duplice dal vostro punto di vista. Sappiamo che a Treviso solo nel capoluogo ci spiegavano dagli uffici servizi sociali, circa 200 posizioni in essere in questo momento da quando è avvenuto lo sblocco degli sfratti, per cui davvero parliamo di centinaia di casi che soggetti come il Sunia ma anche il Comune devono cercare di tamponare in qualche maniera. E poi c'è l'edilizia pubblica, fino adesso abbiamo un po' parlato del privato, ma l'edilizia pubblica, sappiamo che a Treviso c'è stato l'azzeramento della graduatoria degli alloggi Ater che ha tutta una sua vicenda con l'inchiesta giudiziaria in corso, e poi la proroga comunque per cercare di non far precipitare la situazione. Spieghiamo rapidamente di cosa si tratta. Allora, praticamente è stato annullato il bando che era stato fatto ultimo del Comune di Treviso e molto velocemente il Comune ha cercato di riaprire un altro bando che è iniziato agli inizi di gennaio. Purtroppo ci sono stati subito dei problemi tecnici, più che altro perché la tempistica era relativamente ristretta, perché giustamente si doveva correre per sopperire ad un bando che era stato chiuso e è venuto a trovarsi nello stesso periodo di una serie di richieste di ISEE per tutte altre situazioni, quindi i CAF sono stati presi d'assalto. Inoltre c'è anche un'altra problematica, che secondo la legge regionale, anche se io non sono residente a Treviso, posso comunque fare richiesta per un posto per una casa popolare al Comune di Treviso. Purtroppo proprio per gli strascichi dell'inchiesta che c'è stata, il Comune di Treviso ha deciso di delegare ad Ater la compilazione delle domande per quanto riguarda i propri cittadini. Questo lasciava i cittadini di tutti gli altri comuni a doversi destreggiare o da soli con lo SPID oppure con gli altri comuni. Purtroppo non tutti i comuni si sono premuniti per essere abilitati a questa procedura e non tutti i comuni vogliono prestarsi alla compilazione di un bando che non è il loro, quindi i cittadini si trovano in uno stato di confusione e anche di informazioni contrastanti non da poco. Ecco, un limbo complesso in un momento, lo sappiamo tutti, difficile dopo un inverno molto faticoso, quindi purtroppo anche in una provincia ricca, possiamo dirlo, come la Marca Trevigiana si è affacciato questo problema a casa molto consistente di cui il Sunia si sta occupando. Io ringrazio Deborah Marcon per queste spiegazioni e direttore restituisco la linea allo studio. Grazie molte Lina, una situazione davvero preoccupante, per non dire allarmante. Andiamo in pubblicità, poi torneremo per l'approfondimento di nuovo sul caso Formaggio Cecchetto con gli ospiti Maria Rosa Barazza, sindaca di Cappella Maggiore del Partito Democratico, Nicola Talmi della direzione della CGIL, direzione nazionale CGIL, e Luca Lapo di Fratelli d'Italia. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus, Italo Morao in regia con Mattia Pizzaia. Saluto e ringrazio molto Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore. Buongiorno, grazie. Buongiorno lei. Sindaco del Partito Democratico, e il Nicola Talmi, che è membro della direzione nazionale della CGIL. Buongiorno a Talmi. Buongiorno. Grazie molte. Dovremmo avere in collegamento, non lo vediamo ancora, non c'è ancora, ma adesso lo sentiamo, Luca Lappo per Fratelli d'Italia. E torniamo ovviamente sul casus belli di cui si sta parlando in queste ore, e cioè il caso delle presunte molestie di Formaggio alla consigliera della Lega, consigliera regionale Milena Cecchetto. Abbiamo titolato "Formaggio rischia l'espulsione perché sono attesi provvedimenti". Intanto andrà chiarita questa vicenda, bisognerà ricostruirla.
stabilire delle responsabilità e poi il partito, l'abbiamo sentito ieri per bocca di Elena Donazzanti, soprattutto di Luca De Carlo, che è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, potrebbe prendere dei provvedimenti. La Meloni addirittura, si dice, potrebbe espellere Formaggio dal partito. Sindaco, come... Insomma, sono uscite tante notizie, tanti dettagli, i titoli. Oggi la consigliera Cecchetto ha detto mi tormentava da anni, non ne potevo più, no? Per cui a questo punto ho parlato. Beh, è una vicenda ovviamente che è un po' sconcertante, anche il fatto che la consigliera poi abbia detto che effettivamente questa situazione non è legata ad un singolo episodio, ma si protraeva da anni, è ancora più grave. Certo, anch'io ho letto le dichiarazioni dell'uno e dell'altra, soprattutto di lui. Quello che mi sconcerta particolarmente è il fatto che lui non colga neanche la gravità di quello che gli si attribuisce, cioè, e che non veda neanche quello. Adesso io non voglio fare ovviamente qui, è chiaro che non eravamo lì e non possiamo certo dire di chi stanno, però questo succede purtroppo troppo frequentemente, che le donne siano oggetto di tutta una serie di molestie più o meno gravi che poi magari taluni uomini classificano come goliardiche, no? Perché così mi pare le abbia definite lui. Però certi modi di rapportarsi poco rispettosi o comunque non rispettosi della donna, della persona, perché adesso stiamo parlando di una consigliera regionale, tra l'altro di una collega, dicono che c'è molta strada da fare in quest'ambito, perché soprattutto a livello culturale, perché non è possibile che continuiamo a parlare di episodi, questi magari sono episodi che una donna, una consigliera regionale sa gestire perché ha anche gli strumenti e tutto, ma in molti altri ambiti magari ci sono donne che non riescono e che subiscono questo tipo di molestie, che le vivono male e che poi magari in alcuni casi si trasformano anche in qualcosa di più grave di questo. Guattalmi Formaggio si è difeso dicendo è un'amica, la conosco da 19 anni, in qualche modo ha parlato, ha attribuito a un eccesso di confidenza con una persona che ha diviso con lui anche battaglie politiche questa vicenda, no? E quindi ha detto io non ho mai molestato nessuno e sto vivendo un incubo. Beh, insomma, voglio dire, quello che fa testo è come questa consigliere, questa persona ha vissuto il suo atteggiamento. Ora lui adesso dice di avere una grande confidenza, evidentemente se invece la consigliera ha detto non ne potevo più perché da sempre andava avanti così e peraltro l'avevo sempre, diciamo così, avevo sempre reagito negativamente ai suoi comportamenti precedenti, è evidente che non stiamo parlando di una goliardata né di un rapporto tra amici. Peraltro, voglio dire, non credo che perché tu conosca da tanto tempo una persona possa permetterti di allungare le mani come avrebbe fatto lui. Per cui la sua giustificazione è assolutamente inaccettabile e aggrava ulteriormente la situazione. Io credo che quello che è successo sia particolarmente grave, però ecco, io aggiungo, faccio un passettino in più, insomma, io tra l'altro sono stato in trasmissione pochi giorni fa con lui, sì. E lui è un personaggio insomma che si gode di avere questi atteggiamenti e non è nuovo, diciamo così, ad atteggiamenti abbastanza disinvolti. Pensiamo alle cose che ha detto in passato, le fotografie che pubblicava con dei mitragliatori, le minacce, il fatto di sparare, quant'altro, anche quando era sindaco. E quindi la domanda che ci si pone è opportuno che una persona che ha questi atteggiamenti e questi comportamenti venga candidato ed eletto in un organismo importante come il Consiglio regionale? Cioè, il Consiglio regionale è il luogo rappresentativo dei veneti, voglio dire, sono anche ben pagati,
fanno un lavoro credo molto importante, rappresentano il Veneto e quindi io credo che una persona che ha atteggiamenti comprendenti questi, al di là delle idee politiche, ma atteggiamenti comprendenti di questo genere, è un insulto anche, diciamo così, a tutto il Consiglio della Regione Veneto. Io mi aspetto che la Presidenza del Consiglio regionale, ma che Luca Zaia prendano provvedimenti, e credo che insomma Fratelli d'Italia, che insomma ha un premier donna che su questa cosa è assolutamente attento, non possa assolutamente farla passare liscia. Dopodiché purtroppo sapete con gli eletti come funziona, vengono espulsi, ma vengono espulsi dal partito, non dalla carica e dalla poltrona che ricoprono. Questo è il problema vero. Poco conta. Allora oggi poi vedremo quali saranno le decisioni, se saranno adottate decisioni oggi dal Consiglio, dall'ufficio di Presidenza in Regione. Sentiamo cosa aveva detto ieri proprio a Focus TG, ieri mattina, Gio Formaggio, subito dopo la notizia. Vediamo. Eravamo in mezzo alla gente, ma si figuri, c'era il direttore generale della Regione, Valente, che infatti ha riportato anche lui, ma non c'è stato niente, a parte che Gio Formaggio ingombrante ha spostato la Cecchetto mandandola seduta nel divano e lui si è seduto nel bracciolo, e poi stavamo scherzando su un discorso che gli avrei regalato un cane perché il papà ha problemi di vista e doveva operarsi, una roba del genere, stavamo scherzando, e infatti il direttore ha anche detto la battuta è stata brutta da quel punto di vista lì, ma da lì a molestie o a cose, ma neanche verbali. Se ne occuperà il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Lei che cosa si aspetta dei provvedimenti? È già stato al centro Gio Formaggio di vicende tipo quella del discorso sulle drag queen in Consiglio regionale, poi la questione delle armi, la fotografia con il mitra. Io ho la coscienza pulita e anche perché non c'è stata una reazione, dopo non riesco a capire che film possano essersi fatti, anche perché le dico, devo ancora parlare. Ieri sera ho chiamato Ciambetti, ho chiamato Valente, il direttore generale mi ha detto: caro Gio Formaggio, qualcuno qua ti vuole male. Ma da qua a molestie capisce bene che lungi da me dal toccare. Allora, questo era Gio Formaggio ieri a Focus TG. Tra l'altro Formaggio ieri ha parlato anche di fuoco amico, cioè questa notizia sarebbe stata data ai giornali non dalla consigliera della Lega ma da suoi compagni di partito. Dovremmo avere, adesso torniamo da Maria Rosa Barazza e da Nicola Attalmi che sono qui in studio, dovremmo avere collegato Luca Lappo di Fratelli d'Italia. Buongiorno Lappo. Sì, salve, buongiorno. Allora, io non so cosa dire. Io penso che in politica si sa benissimo che ci sono delle battaglie per ottenere consensi e avere visibilità. Per quanto che è accaduto, io voglio solamente dire una cosa, che intanto bisogna fare chiarezza. Chi ha detto giusto e chi ha fatto sbagliato. Intanto, se ritengo che la consigliera Cecchetto, se ha le prove di come si è comportato Gio Formaggio, però prove inconfutabili, secondo me se una persona corretta dal momento in cui mette in evidenza il problema deve andare avanti, però deve essere consapevole che se lei ha detto una cosa errata deve assumere responsabilità. Io penso che sia stato un equivoco, un gioco fatto in occasione dell'8 marzo, festa della donna, come quella volta che è stato fatto con il discorso della festa degli alpini. Lei secondo me ha giocato il fatto della festività per fare parlare di sé, mettere in evidenza questa problematica e per magari ottenere consensi. Spero che non sia proprio così. Però in politica c'è sempre stata guerra, anche se la Lega è in coalizione con Fratelli d'Italia, però io spero che qualcuno faccia chiarezza al più presto. Io penso che Gio Formaggio, siccome lo reputo una persona molto intelligente, non avrebbe fatto tutto ciò all'interno del Palazzo della Regione del Veneto, e anche perché agli occhi di tutti una persona dice: ma come fa a fare una cosa così che magari può passare qualcuno, non può essere sempre inosservato. Ci vogliono i testimoni per
dichiarare questa cosa. Io penso che lui sia innocente, è lei che deve dimostrare con delle vere prove ciò che è realmente accaduto. Allora, questo era il parere di Luca Lapo, da cui torneremo tra poco. Maria Rosa Barazza e Nicola Talmi, no? Rispetto a quanto diceva Lapo, insomma, è un'occasione per far parlare di sé. Ma se vogliamo buttarla così, veramente è ancora più sconcertante questo tipo di atteggiamento. Io ho letto questa mattina sul giornale l'intervista fatta proprio alla consigliera. Mi sembrava anche a parte il fatto che non è stata lei, come è stato detto, a divulgare la notizia, e questo a maggior ragione magari testimonia anche il fatto che è sincero il suo modo di operare e di raccontare. Ma dalla lettura di quello che ha dichiarato sembrava veramente una situazione pesante, non limitata al fatto di ieri, ma legata a tante altre situazioni nel corso del tempo. Però ecco, io non sono qui per dire, sicuramente la consigliera sa difendersi da sola e non sono qui per difendere lei. Sto semplicemente però qui dicendo che nel modo in cui adesso è stato detto la cosa viene un po', cioè il solito modo di banalizzare le cose o comunque di trasformarle, cioè dietro c'è veramente, tiriamo fuori i protagonisti di questa storia. Quante volte nella vita quotidiana, lo dico da donna, possono succedere queste cose e poi magari ti senti minimizzare, senti dire che le cose non sono... Io prenderei un po' più sul serio. Questa è una donna, una consigliera regionale che ha alla fine ha detto ho dormito tutta la notte e poi ci ho pensato, quando venivano da me sindaco le donne a dirmi che avevano avuto problemi, ho sempre detto loro ditelo, denunciatelo. E ho pensato poi, anch'io ho vissuto questo tipo di problema nel non dirlo subito, perché è una sorta di meccanismo di autoprotezione, quindi ha anche messo in evidenza una difficoltà che possiamo avere tutte nel momento in cui magari subiamo delle molestie più o meno gravi, adesso non sto a dire di che tipo, ma e quindi questo modo invece di rappresentare le cose, come ha fatto Luca Lapo, cioè mi pare veramente anche poco rispettoso nei confronti soprattutto della consigliera che le ha dette. Lapo e poi andiamo a Talmi. Ma io ho detto che indipendentemente dalla mia posizione deve uscire la verità. Se lei ha ragione, deve dimostrare ciò che è realmente accaduto, non a favore o a parole, deve praticamente dimostrarlo. Io per quanto riconosco... Ma come fa a dimostrarlo, scusi? Ma come fa? Ma cosa sta dicendo? Non è mica un omicidio, sono molestie. Lo accusa Gio Formaggio di avere palpato il culo e cercato di baciarla. Non è questione di presentare nessuna. Gio Formaggio deve scusarsi e basta. Non c'è nessuna prova. Perché guardi che il suo atteggiamento di dire che deve stare attenta perché ha detto delle cose molto gravi, deve fare delle prove, è molto molto brutto. Perché è un messaggio che significa che la vittima deve dimostrare di essere stata vittima. Quando è successo in Consiglio regionale e Roberto Valente, che io conosco bene, per essere intervenuto lui e aver allontanato Gio Formaggio, vuol dire che c'è una situazione vergognosa, per cui la consigliera non deve dimostrare nulla. Lapo, prego, se vuole replicare. Allora, molto semplice il discorso. Anch'io tempo fa mi hanno accusato di aver fatto determinate cose. Allora io posso dire adesso, vado in giro, che una persona ci ha provato come mi ha molestato, la denuncio, non mi ha visto nessuno. Chi è che deve... Allora è facile, io allora potrei dire questa cosa di questo genere, no? Io potrei marciarci sopra sulla mia disabilità per dire che una persona per strada mi ha offeso o mi ha dato uno schiaffo per marciarci sopra. Cioè, ci sono persone che lo fanno, ma io reputo giusto che in ambedue i casi tutte le persone devono dimostrare la verità. Cioè, è troppo facile, io domani mattina dico questo mi ha fatto quello ha detto cos'è su di me. Bisogna anche saper dimostrare le cose, non è semplice. Dopo dico una cosa, uno come Gio Formaggio, che lo conosco, cioè insomma ha 46 anni quest'anno, se uno deve molestare una persona, io penso che l'avrebbe fatto con magari un'altra tipologia di donna, presumo io, no? O anche perché non ha bisogno lui di molestare una, anche perché a casa, dico, c'ha una compagna che penso che non ha
bisogno di rivali, presumo io, no? Secondo me è giusto che venga tirata fuori la verità, ma dimostrare. Allora, come ha detto lei giustamente, che nella vita non sempre è necessario dimostrare. Allora io domani mattina vado in piazza, dico che una persona mi ha spinto per terra, magari sono caduto da solo, e la denuncio perché tanto l'opinione pubblica mi difende perché sono una categoria debole e via dicendo. Non è corretto neanche quello, Allora, sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus uno degli ospiti, Fabrizio Boron, consigliere regionale della Lega. Sentiamo una breve parte. Non mi pare poi che sia stata lei che ha fatto un comunicato stampa avvertendo di quello che succede. Non mi pare, cioè è scoppiato un caso perché qualcuno era presente. Bene. Boron, è proprio questo. Chi è che appunto, ha fatto il allora io non mi permetto in nessun modo di giudicare né una parte né l'altra parte. E dico, siccome è successo un fatto che a quello che si apprende dalla stampa è grave, ci sarà chi dovrà appurarlo e poi se è vero è una cosa, se non è vero sarà un'altra cosa, ma non prendo la posizione di nessuno, cioè ovvero in qualche modo prendo la posizione che è quello che non ci può essere in nessun modo al giorno d'oggi attenzioni particolari, in particolar modo su certi contesti, sapendo quello che ovviamente è anche la tua immagine, la posizione, attenzioni particolari, che non vuol dire io tento di baciare una donna e mi dà uno schiaffo, perché se mi dà uno schiaffo dopo mi denuncia anche perché io non ho nessun diritto di baciarla. Esatto. Bene, allora non è che si può tutto derubricare, no? A una semplificazione che è quella della congiura politica, ma comunque oggi sono abbastanza emancipate che possono tirarti uno schiaffo, una pedata su quello. No, questo è il discorso. Ci sono delle condizioni, ci sono delle condizioni. Discorso. Allora, questo era Focus ieri sera, intanto si sentiva anche la voce di Alberto De Franceschi, tributarista, che diceva bisognerebbe in questi casi fare proprio la denuncia nelle sedi competenti, magistratura, carabinieri, eccetera. Ieri sera abbiamo saputo in diretta della sospensione decisa dal coordinatore regionale di Luca De Carlo di Formaggio dal partito e da tutti gli incarichi. Sentiamo una brevissima parte di quanto ha detto De Carlo e poi torniamo dai nostri ospiti. Questa mattina, dopo che ci siamo sentiti, ci siamo confrontati anche con i vertici dell'organizzazione nazionale, quindi abbiamo ritenuto che, viste le accuse anche abbastanza gravi, insomma, che ormai erano su tutti i giornali, quella fosse nell'interesse di tutti, anche di Gio stesso, insomma anche di Milena, che io conosco tra l'altro per essere stata sindaco con me, insomma siamo stati colleghi, quindi ho un ottimo rapporto anche con Milena e va la mia vicinanza totale, insomma quella mia, di tutto il mio partito, tutta della comunità politica che io rappresento, così va la mia vicinanza anche alla famiglia di Gio, perché insomma credo che immaginiamo come possa sentirsi la moglie Silvia o i figli rispetto a questo tema che ha necessità di avere chiarezza subito, per cui noi abbiamo sospeso, ho dovuto fare io tra l'altro, che sono anche amico personale, non me ne nascondo, di Gio Formaggio. Insomma, io in questi anni ho difeso e preso le parti di tutto il partito, sempre e comunque, indipendentemente dalle simpatie e dalle antipatie. A volte anche ho difeso persone che magari anche all'interno del mio partito stesso, magari io non sono particolarmente simpatico, ma l'ho sempre fatto perché credo che il mio partito vada tutelato, perché vada tutelato il grande lavoro che Giorgia e i suoi territori stiamo svolgendo tutti. Ecco, la tutela, diceva Luca De Carlo, del partito Atalmi. Poi ovviamente si è insinuato che qui ci fosse anche un interesse politico all'interno di una coalizione, di una parte rispetto all'altra, cioè in sostanza questa vicenda sarebbe stata in qualche modo caricata con una certa esagerazione per dar contro a Fratelli d'Italia, che in Veneto ovviamente ha ottenuto anche in Veneto un grande exploit. Può esserci questo, cioè all'interno di una vicenda? Ma guardi, io credo che per rispetto nei confronti della consigliera Cecchetto, che io
non conosco, non si possa pensare che voglio dire, lei lo faccia per secondi scopi. Da quel che si capisce dalle interviste che ha rilasciato e dalle testimonianze che ci sono state, l'atteggiamento esuberante per usare un termine maleducato, di Formaggio durava da tempo e la consigliera si è stufata. E quindi, essendosi stufata, essendo stata una cosa che appunto è stata notata anche da altri quella volta, ha deciso quindi di denunciare questa cosa. Quindi, per rispetto nei confronti della consigliera Cecchetto, non si può dire che dietro ci sia un disegno. Dopodiché, cioè chiusa questa parentesi, se il direttore Bacialli mi domanda quali sono le relazioni dell'intera maggioranza, io segnalo sommessamente che mi pare che anche alle prossime elezioni amministrative in molti posti il centrodestra correrà diviso, perché ci sono tensioni tra la Lega, Fratelli d'Italia, come può capitare spesso, ecco, per carità, e che quindi ci siano poi anche, diciamo, delle tensioni anche all'interno della coalizione, ci sta, come d'altra parte forse anche dentro Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza relativa in questo paese, che esprime la Presidente del Consiglio donna, forse finalmente c'è una riflessione sul fatto che imbarcare e candidare persone perché portano qualche voto in più, perché appunto sono folcloristici e esuberanti, poi ha delle controindicazioni. Un conto è essere un partito di opposizione, dove forse anche il personaggio di colore folcloristico ci sta, un altro conto è essere un partito di governo. In un partito di governo una persona di questo genere oggettivamente mette in imbarazzo, prima ancora che il Consiglio regionale e Luca Zaia, e penso anche Elena Donazan per come la conosco, mette in imbarazzo anche il partito di Fratelli d'Italia. Quindi mi sembra che le dichiarazioni del coordinatore di Fratelli d'Italia siano molto chiare. Credo che insomma quello che ha detto la consigliera è sufficiente per me, perché lei ha detto che la cosa durava da tempo e che queste molestie, questi atteggiamenti lei non li sopportava più, e lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ribadisco, non serve una corte internazionale europea per adesso stabilire le responsabilità, non servono i CSI, non serve la Digos, serve che Gio Formaggio si scusi, tenga le mani a posto, rispetti tutti e le donne in particolar modo, e poi auspichiamo che la politica magari selezioni un po' meglio il suo personale e anche gli elettori, perché dopo insomma voglio dire no, anche gli elettori, visto che qualcuno qui scrive messaggi difendendolo, vorrei proprio vedere se insomma foste parenti della consigliera, ecco. Allora, Gio Formaggio ovviamente si è messo in mostra in varie occasioni, si ricordava prima, è finito anche su altre reti alla Zanzara con Cruciani e Parenzo. Qui è un servizio della 7 quando è intitolato il sindaco anti-rom che gira col fucile. Vediamo. Io dormo con il fucile vicino al letto perché ho tanto da perdere, quindi nessuno può venire a casa mia ad aggredire la mia famiglia senza che io mi difenda. Andiamo a trovare il sindaco di Albettone, comune di 2000 anime nel Vicentino, nella sua villetta in pausa pranzo. Qui vive con moglie e 3 figli, l'ultima arrivata, l'una ha appena 2 mesi. Ci mostra il fucile a pallettoni, detenuto regolarmente, che tiene sotto il cuscino, deterrente a suo dire per i malintenzionati. Tutti i paesi qua vicino e anche nel mio, 2 case su 3 hanno armi a casa. Il mio fratello ha una pistola, io ho un fucile e una pistola, l'altro mio fratello, cioè siamo armati. I veneti non sono razzisti, però ci hanno fatto diventare razzisti. Vediamo che la gente per bene è tartassata e massacrata, mentre i delinquenti li prendono, vanno dentro, dopo 10 minuti vanno fuori. Avevamo incontrato Gio Formaggio a inizio febbraio in seguito al tragico tentativo di rapina alla gioielleria di Ponte di Nanto, dove l'ormai noto benzinaio Graziano Stacchio aveva aperto il fuoco contro i banditi, uccidendone uno proveniente da un campo nomadi. Il primo cittadino eletto con una lista civica di centrodestra vicina a Fratelli d'Italia non aveva nascosto il suo supporto al gesto, secondo molti eroico, dell'anziano giustizialista. E questo era sulla 7, sindaca, no? Quindi sempre in qualche modo al centro dell'attenzione mediatica, no? Sì, sempre
diciamo sopra le righe solo per usare un eufemismo. Io però volevo tornare su alcune cose che ho sentito prima nelle interviste che avete dato, sia De Carlo mi pare fosse, sia comunque l'altro ospite che è intervenuto, perché ho sentito tutta una serie di stereotipi maschilisti, no? Cioè, ma cosa vuol dire che una persona non avrebbe fatto in quel contesto perché è la sede del Consiglio regionale, o perché non l'avrebbe fatto perché c'è una compagna? Cioè, queste sono cose che non ci stanno, cioè, se l'ha fatto in quel momento, voglio dire, non è che questi sono elementi per dire che non può essere stata sta cosa, cioè, sono modi di esprimersi che veramente denotano un modo di porsi rispetto a tutte queste situazioni, e parlo di molestie in generale. Le molestie magari non tutte possono sconfinano nel penale, nel reato o altro, però diciamoci che sono comunque atteggiamenti sconvenienti, atteggiamenti pesanti, atteggiamenti poco rispettosi. Allora, se una persona come, insomma, in questo caso ricopre un ruolo pubblico, dovrebbe essere d'esempio, e qui torniamo anche alla domanda e all'ulteriore passaggio che faceva il direttore, e poi ci troviamo di fronte a cose di questo genere, lui dice no, ma io non, cioè quasi non si è neanche reso conto. Anch'io prendo per buono quello che dice la consigliera, proprio perché parte da una considerazione che mi pare essere stata anche pensata, e quantomeno ha riferito il disagio che lei ha vissuto. Allora non si può mettere in discussione il disagio che lei ha vissuto, perché questa è una sua percezione fondata su tutta una serie di fatti che ha vissuto nel tempo, e dunque dovrebbe anche, fermo restando che le cose andranno chiarite, tutto quello che volete, però anche nel modo di esprimersi ci vorrebbe un po' più di rispetto, in generale, perché poi dalle cose più o meno piccole o grandi poi si arriva a fatti anche molto più gravi. Allora Lapo, andiamo in pubblicità un minuto e poi torniamo da lei e saremo in chiusura a tra poco. Grazie. Allora Luca Lapo, come finirà questo caso Formaggio? Il consigliere regionale Fratelli d'Italia rischia l'espulsione secondo lei, o in qualche modo? No, Formaggio rischia l'espulsione dal partito, a suo giudizio? Quello che ha combinato è una cosa brava, e io spero che se una persona sia disposta ad attaccarlo per quello che ha fatto giustamente, è giusto che anche lei porti avanti tutta l'iniziativa e andare a fare una denuncia per l'accaduto. Poi però, come ho detto prima, non è che voglio difendere lui, bisogna verificare che sia tutto vero, ed è giusto che la sua espulsione venga fatta, ha combinato veramente una cosa molto sbagliata. E una cosa che vorrei aggiungere, anch'io avevo un porto d'armi e tenevo a casa delle armi per difesa personale, però tante volte è giusto che noi italiani ci difendiamo in caso in cui abbiamo le paure di essere attaccati in casa, però non è giusto il sistema di far vedere che si ha un'arma in determinate occasioni. Cioè, sono d'accordo sulla sua decisione di tenere delle armi in casa, ma non approvo il sistema in cui uno espone la propria idea. Io spero che venga fatta chiarezza, che qualcuno prenda un provvedimento, ma che quello che voglio, e che è una cosa molto importante, che la verità venga fuori, perché è quello importante, perché io mi abbatto per le pari opportunità e anche della disabilità. Siccome io ho vissuto sia bullismo e ho conosciuto anche delle persone disabili che ci hanno giocato sopra per le proprie difficoltà per guadagno, io mi lotto che tutto quello che succeda fra uomini, donne e pari opportunità venga a galla. Cioè, io spero che finisca più presto e che ognuno di loro si assuma le proprie responsabilità.
Bene, dobbiamo chiudere perché siamo oltre il tempo massimo. Ringrazio molto Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore del Partito Democratico. Grazie sindaca, grazie tante, a presto. Nicola Talmi della Direzione Nazionale della CGIL, grazie a Talmi. Magari un giorno parleremo anche di qualcos'altro. Anche di qualcos'altro, ma anche per insistere sul fatto che le molestie, il mobbing, le violenze anche psicologiche di cui non si parla vengono esercitate non soltanto in politica ma anche sul lavoro, nel mondo dello spettacolo. Insomma, bisogna finirla con questi atteggiamenti e quelli che poi diventano dei reati. E grazie a Luca Lappo per Fratelli d'Italia. Grazie, arrivederci. In regia questa mattina Italo Morao con Mattia Pizzaia. Ci vediamo domani a mezzogiorno, stasera ovviamente con Focus alle 21:15. Buona giornata.